Come eravate reclutati? Noi non eravamo reclutati, noi siamo volontari, che è ben differente, E quindi? perché è stata una scelta di ognuno di noi, perché vedevamo il pericolo del locale che noi dovevamo passare direttamente con Tito. Ma cosa significava? Dover lasciare la propria terra e se si riusciva a fuggire, e se no si doveva restare qui, sottomettersi, non più la libertà che noi abbiamo creato, ma bensì imposta dagli altri, ossia dai fratelli comunisti, perché erano tre le dittature in guerra, erano tre, due sono state sconfitte, l'altra è stata vittoriosa e quindi dottava la legge e noi eravamo costretti a cadere sotto la terza. Quindi reagendo siamo riusciti a salvare almeno una parte del Friuli e d'Italia. Ma quindi tu non eri un osovano, ma eri... Io ho visto la difficoltà in cui si trovava lo zoppo. Sapevo che aveva bisogno di informatori e io ero come informavo gli amici perché eravamo di casa. Dopo è venuto invece, terminata la guerra, come volontari della libertà. È stata una creazione italiana. Col maestro Cremonesi sono riuscito a entrare. Visto che il paese era carico di compagni, andò dal parroco e chiese aiuto. Arrivata la perpetua al mattino, bicicletta Gino, stasera tu, Ildo Giacomini e Bepi Cosatini a rapporto dal parroco. Arriva l'ora, parto io. Vado da Cosatini che stava pregando le ultime Ave Maria perché doveva recitare sempre una Ave Maria in più e lì l'ho atteso e siamo partiti, arrivati a metà paese, sotto la penombra del portico c'era Ildo che ci attendeva. Arrivati in canonica, invece di farci alloggiare nelle sale di dottrina nelle canoniche ci erano più sale, ci fa accomodare nello studio. Allora ci siamo dati un'occhiata, abbiamo detto c'è qualcosa di grande. Arriva il parroco e mi interroga: Gino, conosci tu un maestro che abita vicino a te? Io non conoscevo perché sapevo che la candidata Maria, che dava in affitto a tutti, aveva alloggiato anche il maestro Cremonesi che stanziava a Udine, però era venuto a Tavagnaco, era col figlio grandicello Gino, che alloggiati in una stalla. E allora dice: guardate, qui c'è il maestro Cremonesi che ha bisogno di voi. E noi abbiamo detto: siamo qui. L'abbiamo preso a braccetto, però io mi sono legato al maestro. Però lui appena arrivato in paese ha cominciato subito a fare lezioni a quelli che non avevano la quinta elementare per far prendere il diploma,
organizzava il paese, insomma, mi ho detto, è una brava persona e quindi io mi sono legandomi, andavo quasi quando ero libero la sera a passare le serate a casa loro. Era la moglie che dopo aveva trovato una sistemazione degna di un maestro. Abitava qui nel parco, aveva 2 stanze, la cucina, il bagno, già stava bene, insomma. E le raccontavo le storielle del paese, come hanno funzionato i compagni, quanti morti sono stati, quanto sangue innocente è stato speso e dove si riunivano i compagni. Che c'era a Morena, c'era un ponte che si riunivano Nord Udine, tutti i paesi si riunivano settimanalmente, si riunivano e prendevano le decisioni di cui sono state prese. Quando c'era qualcuno che non andava bene, una spia tedesca e veniva eliminato. Così successe a mio cugino e a tanti altri. La Turchetti, c'è stato un altro problema invece. Quando i dirigenti comunisti dissero andate e fate bene, andate e fate bene, come potevano far bene? Quindi non dovevano lasciare tracce. E allora decisero di andare, di salire, prendere la ragazza Turchetti, portarla su come spia tedesca. In caso che fosse andato male, dicevano è una spia tedesca, e siamo saliti perché era una spia tedesca, ma hanno il coraggio di dire che i tedeschi gli hanno finanziato soldi. Se i tedeschi gli avessero dato soldi, fuggiva, non si lasciava intrappolare dai compagni. E arrivata lassù l'hanno giudicata, ma non era una brava ragazza invece di famiglia. È entrata nell'APO anche lei, nello Sopo. Però arrivato il momento, un centinaio di capisti saliti, perché ormai conoscevano i sentieri, strade e tutto, entrarono nel sala comando, eliminarono il comando completo, compresa la Turchetti, e poi gli altri componenti, il gruppo, li fecero togliere le scarpe, quindi era la morte sicura. Questo è successo a Porcius. Allora, però non è tutto, c'è ancora, perché lassù c'era il bottino, un bottino che conteneva tutto, di tutto e di più, e in centinaia non erano sufficienti, e li fecero rimettere le scarpe e li caricarono di mezzo, mentre a loro nel Bosco Romagno mancava non tutto ma quasi, e lì c'era tutto, compresi i soldi, tutto quel che era. Hanno fatto razzia e sono scesi di nuovo, e lì arrivati là 2 al giorno uccidevano i componenti osovani. Ma perché gli hanno fatto mettere le scarpe? Perché non erano morti, non li avevano uccisi? No, erano vivi. Invece di ucciderli, per caricarli di materiale, perché dovevano camminare dopo, le hanno fatto rimettere le scarpe.
e lì hanno caricato i materiali per portare giù al Bosco Romagno. Ma il Bosco Romagno che cos'era per loro? Il comando dell'ANPI, della GAP, era il comando della GAP, perché il grande amico Nilo Dosualdo diceva: noi non avevamo solo i tedeschi, i cosacchi e i repubblichini, ma avevamo i diavoli rossi, il nono corpus, la GAP, la Garibaldi e il Partito Comunista anche. Partito Comunista che organizzava tutto. Però alla fine, come è stato l'esecutore, i processi italiani, come hanno reagito? Qui è il nocciolo dei fatti. Anziché, potevano almeno togliere il voto, il diritto del voto, perché se fossero stati qualche anno prima, era il plotone di esecuzione per i traditori della patria, perché loro hanno attaccato il comando dello Sopo, che era l'unica bandiera ancora in quelle montagne, l'ultima bandiera tricolore, la bandiera italiana. Allora non interessava l'Italia, loro non hanno combattuto per l'Italia libera e forte. Noi abbiamo dovuto combattere e per riprendere almeno il minimo indispensabile, salvare il Friuli, perché il discorso era che dovevano arrivare fino al Piave, ma era anche Venezia e anche dopo non si sa, era tutto. Perché loro, ormai il Partito Comunista non cedeva, in più, anziché condannarli, gli hanno dato potere. Difatti gli esecutori materiali sono stati condannati, mandati a casa con il vitalizio italiano. I mandanti mi indicano il contrario, se hanno il coraggio, li hanno assolti col condono, il che significa che li vediamo seduti ai banchi del governo. Non è una cosa semplice, è una cosa grave per l'ANPI, che può andare a nascondersi quando vuole, e per i suoi collaboratori, e anche per qualcuno dei nostri che non accetta di difenderci, perché l'ANPI con tutte le forze cercherà di coprire il nostro lavoro.